Ecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio UNESCO, ce le spiega? Beh sì, il motivo che ha convinto l'UNESCO è perché il dossier si è finalmente concentrato sul paesaggio e quindi su questo mosaico di piccole vigne circondato da bosco, su colline ripidissime e su questo sistema di ciglionamento che ha un'origine storica che affonda le sue radici nel Rinascimento e che si è conservato fino ad oggi. Per cui questa combinazione fra una grande persistenza storica di queste caratteristiche e la morfologia molto particolare del prosecco danno un risultato che crea da un lato bellezza e dall'altro una unicità di struttura del paesaggio che poi è il vero valore aggiunto non riproducibile del nostro sistema produttivo. Quindi ecco, il nostro vino è quello che tutti sanno che è, ma abbinato con questo paesaggio acquista una forza superiore e quindi anche offre opportunità anche di sviluppo e di turistico e anche di tipo anche di una sostenibilità della produzione che in qualche modo l'UNESCO ci certifica e soprattutto grazie al lavoro degli agricoltori che sono gli unici che possono poi conservare questi valori perché ecco, se cessa il lavoro dell'uomo sparisce tutto questo.